Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, dal versetto 7 al versetto 14, prima Giovanni 2, dal versetto 7, e poi leggeremo due versi in seconda Tessalonicesi, capitolo 1. Prima Giovanni, andate in fondo alla Bibbia. E poi seconda Tessalonicesi un po' prima di Timoteo. Leggo da Giovanni, prima Giovanni, capitolo 2, dal verso 7. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi. Perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Figliuoli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Poi in seconda Tessalonicesi, al capitolo 1, leggiamo il verso 3 e il verso 10. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Verso 10. Quando verrà il Signore, per essere in quel giorno glorificato nei Suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Signore, aiutaci a ricevere la Tua parola con l'attitudine umile perché essa ci possa cibare. Vivifica la Tua parola per mezzo dello Spirito Santo, Signore. Parla ai nostri cuori del compito grande che Tu hai assegnato alla Tua Chiesa, perché possiamo essere benedetti dalla Tua parola, edificati, Signore, e splendere in un mondo che sta cercando la verità. Aiutami, Signore, a parlare nella Tua volontà. Abbi pietà di me, purifica le mie labbra, il mio cuore. Riempimi di Spirito Santo, te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Vorrei parlarvi questa mattina, con l'aiuto del Signore, del messaggio della Chiesa, della missione della Chiesa, perché la Chiesa ha un messaggio. Noi non siamo un'associazione di uomini che si riunisce per riunirsi. Dio ha stabilito di avere un corpo mistico, un popolo, la Chiesa, perché ha affidato a questa Chiesa un messaggio. E noi sappiamo che il messaggio che è stato affidato alla Chiesa, parlo di Chiesa intendendo l'insieme dei salvati per grazia, e poi in modo particolare nella realtà locale, perché ne abbiamo bisogno, altrimenti sarebbe un concetto
e non riusciremo ad afferrare, ma la Chiesa è l'insieme dei credenti, dei salvati per grazia, che si ritrovano insieme, vivono insieme e servono il Signore insieme. A questa Chiesa il Signore ha affidato un messaggio, è un messaggio verbale. E sono molto preciso dicendo questo, è un messaggio verbale, pronunciato, tanto è vero che Dio ha scelto come mezzo la predicazione. Ci sono tanti altri mezzi, tante vie di espressione nel mondo, ma nella parola di Dio è scritto che Dio ha scelto la predicazione, cioè l'annuncio verbale per mezzo della parola del messaggio di salvezza. E non è a caso, tra gli infiniti modi, talenti, modalità di espressione che Dio ha concesso all'uomo e che sono segno che noi siamo fatti a immagine di Dio, non è a caso che Dio abbia scelto la predicazione, perché noi annunciamo colui che è venuto e che era la parola fatta carne. Quindi noi parliamo di Cristo nel parlare di Cristo e annunciamo il messaggio di salvezza. Allora il Signore ha affidato alla pazzia della predicazione l'annuncio della salvezza per grazia in Cristo Gesù. Questo è il messaggio della Chiesa. La Chiesa è chiamata ad annunciare la salvezza in Cristo Gesù. Amen. Facciamo tante cose, ma il cuore della nostra vita, della nostra attività, è annunciare al mondo che Gesù salva. E non c'è messaggio più bello, non c'è notizia più buona che noi possiamo dare. E questo è il messaggio verbale. Ma poi Gesù si è espresso più volte riguardando i suoi su un messaggio che è insito nella Chiesa. È un messaggio stesso nella presenza della Chiesa nel mondo. La presenza della Chiesa nel mondo è già un messaggio di per sé. E Gesù lo esprime dicendo: io vi do un nuovo comandamento. Voi ubbidite a quel comandamento. E l'ubbidienza a quel comandamento diventerà un messaggio al mondo. Da questo sapranno che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. E allora si scopre che la Chiesa non soltanto annuncia un messaggio, ma la Chiesa porta in sé un messaggio. Col suo essere presente nel mondo, col suo agire nel mondo, porta un messaggio dal cielo al mondo ed è un messaggio potente. Il Nuovo Testamento dice che, per esempio, la Chiesa è un argine alla malvagità. Dice Paolo ai Tessalonicesi che verrà un momento in cui lo Spirito Santo sarà tolto dal mondo e sarà tolto dal mondo quando esaurirà la funzione in questa dispensazione. È venuto per la Chiesa, è venuto per salvare, è venuto per dimorare nel cuore dei credenti. Ma la Chiesa, noi sappiamo che un giorno sarà rapita, sarà presa dal Signore. E allora lo Spirito Santo cambierà ruolo, sarà tolto. E quando la Chiesa sarà tolta nel mondo, sarà tolto un argine alla malvagità. E allora sappiamo poi tutto quello che ci sarà negli ultimi tempi. L'Anticristo avrà libertà di azione, ma ora che c'è la Chiesa, già per il fatto che è presente nel mondo, pone un argine alla malvagità. E questo è un messaggio potente. È scritto ancora, dice Paolo a Timoteo, che la Chiesa è colonna e sostegno della verità. E questo ci fa capire che nel mondo, fuori da Cristo, non c'è verità. E noi viviamo in un mondo relativista. Viviamo in un mondo in cui ognuno ha la sua verità e sposa le altre verità dicendo: tu credi la tua, io credo la mia, l'importante è che non ci facciamo la guerra. La Chiesa invece continua a essere colonna e sostegno della verità e dice che c'è una verità, che non può essere né barattata né diluita con altre verità. È una la verità, è Cristo Gesù. Io sono la via, la verità e la vita, abbiamo letto prima. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E la Chiesa nel mondo continua a sostenere la verità, pur sapendo che i tempi saranno sempre più difficili. Voi sapete che noi non possiamo
più dire, possiamo, ma non possiamo più dire che il piano per la famiglia è che ci sia un uomo e una donna che si sposano e basta, non c'è altro piano della famiglia. Non lo possiamo più dire senza incorrere a denunce. Ma la verità è quella. E la Chiesa continua a essere colonna e sostegno della verità. Come tante altre cose, questa è forse quella più attuale di cui si discute. Molte chiese nominali hanno svenduto la verità per trovare un accordo pacifico con altre verità. No, la Chiesa del Signore è ancora colonna e sostegno della verità. E noi non dobbiamo avere nessuna paura di dire la verità, di dire che le cose stanno in un certo modo, ma poi si allontanano, poi si urtano, ma la verità è quella. E chi è alla ricerca della verità la deve trovare. E se non c'è più la colonna della verità, che come baluardo si fa vedere alta, luminosa, come troveranno la verità del Vangelo? Ecco allora che la nostra presenza nel mondo è già un messaggio potente. Dice Paolo che noi risplendiamo come astri luminosi nel mondo. La Chiesa è ancora la luce del mondo. Quindi in se stessa ha un messaggio forte, la sua condotta, la sua scelta, il suo appartarsi da un mondo, un sistema di valori che non onora il Signore, è già una luce che splende in un mondo di tenebre. E questo messaggio che la Chiesa porta in se stessa glorifica Cristo. Glorifica Cristo. E lo glorificherà ancora di più al suo ritorno. Ma poi c'è questo messaggio, comandamento che Gesù ha dato alla sua Chiesa, che fa diventare la Chiesa stessa un messaggio ancora più forte, un messaggio diverso, un messaggio che si erge. È il messaggio di Gesù: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e che Giovanni ricorda, scrive nel Vangelo. Giovanni ha scritto le sue epistole, l'Apocalisse e il Vangelo alla fine della sua vita. E noi ritroviamo il comandamento di Cristo nel Vangelo e troviamo l'insegnamento di questo comandamento ancora nelle epistole. Questo ci fa capire che l'Apostolo, a 90 anni e più di età, ancora si ricordava che c'era un segno che Gesù aveva voluto lasciare nella sua Chiesa, che avrebbe reso distinguibile la Chiesa nel mondo. E il segno era questo: amatevi gli uni gli altri. Questo è il comandamento che va applicato. E non è, attenzione, un comandamento di amore generale. Il comandamento nuovo di Gesù può essere applicato solo nella Chiesa. Amatevi gli uni gli altri, voi, i miei, quelli che io ho acquistato, i salvati. Tra di voi amatevi gli uni gli altri. Non vi sto dicendo amate il mondo. Dio ha tanto amato il mondo. Noi amiamo il mondo e amiamo perché Dio ci ha amati per primi, ma questo è un comandamento diverso, specifico, e può trovare applicazione, può essere messo in pratica nella Chiesa. Dobbiamo amarci, fratelli, in un modo particolare, perché è il comandamento del Signore. Amatevi gli uni gli altri. E infatti Giovanni lo ripete poi: chi dice di essere nella luce odia suo fratello e nelle tenebre. Chi ama suo fratello è nella luce e non c'è nulla che lo fa inciampare. Chi odia suo fratello, e poi va avanti, i figli, i padri, i giovani, i meno giovani, i ragazzi, li mette tutti insieme e dice: la Chiesa è il terreno di applicazione del comandamento che ci ha lasciato Gesù. Io voglio ubbidire a tutti i comandamenti. E per obbedire a questo comandamento devo trovarmi nella Chiesa e amare la Chiesa. Ora questo amatevi gli uni gli altri come anch'io ho amato voi è un comandamento che ci insegna molte cose. Ci insegna innanzitutto che c'è un corpo nel quale dobbiamo essere inseriti. Nessuno è Chiesa a se stesso. La Chiesa è l'insieme dei credenti. E ognuno di noi è Chiesa inserito nel corpo. Mi ricordo a Domodossola che 2 o 3 volte abbiamo incontrato una donna nei paesini vicino a Domodossola, evangelizzavamo, andavamo in alcuni paesini
In un paese c'era una donna, i fratelli mi dicevano, qui c'è una donna che tanti e tanti anni fa veniva in chiesa e ci è capitato di incontrarla, aveva un nome straniero, ora non lo ricordo precisamente. E quando la incontravamo, una volta l'abbiamo incontrata con la busta della spesa, una volta l'abbiamo incontrata davanti a casa sua, e lei diceva, pace, io sono una sorella, io faccio parte della chiesa. E poi parlando dice, ma io sono da qualche anno da queste parti, non ti ho mai vista, non ti conosco. No, io amo Gesù, ma me lo prego a casa mia. Sì, ma c'è una chiesa, tra l'altro molti fratelli ti conoscono, tu conosci la loro storia, loro conoscono la tua, vieni nella casa del Signore, condividi la tua esperienza di fede con, no, io no, perché... Guarda, tu non lo sai, pastore, ma tanti anni fa, 30 anni fa, è successo che una persona ha criticato un'altra persona e quando io ho visto questo ho detto, allora non ne voglio più avere niente a che fare perché quella persona era imparentata con un'altra. E allora da quel momento in avanti io ho deciso che faccio parte della Chiesa ma me ne sto da sola. Non faceva parte della Chiesa. Perché il Signore, quando ha dato il suo comandamento, amatevi gli uni gli altri, e Giovanni lo ripete nelle epistole, è chiaro, è cristallino anche per un bambino piccolo, che per mettere in pratica quel comandamento tu devi star con qualcuno. Gesù si è sporcato i piedi con noi, Gesù è sceso tra di noi. Ci ha amati, dice Giovanni, fino alla fine, ha lavato i piedi dei discepoli, è voluto stare con noi, spalla a spalla, perché ci ha amato. Quindi questo comandamento già ci insegna che c'è un corpo nel quale dobbiamo essere inseriti, ci insegna anche che la salvezza che è prodotta nel cuore, a prescindere da ogni difetto, produce un legame spirituale profondo che spinge i fratelli ad amare i fratelli. È la salvezza che abbiamo ricevuto, fratelli, che ci rende destinatari dell'amore reciproco. Non la simpatia. Siamo pieni di difetti. I credenti sono persone perdonate. È questa l'unica differenza tra noi e gli altri. È una gran differenza, è la differenza abissale che cambia tutto, ma è la differenza. I credenti non sono persone perfette. Non sto giustificando il peccato. Ma vi sto dicendo quello che di tanto in tanto mi dice mia moglie quando ripiombo nel mio giardino bellissimo, che voi conoscete, dove cresce tutto tranne che l'erba, pur seminando io solo erba, e tanto faccio qualche lavoretto, creo una piccola staccionata, pulisco di qua, pulisco di là, e mentre sono a metà del lavoro arriva mia moglie e dice ma non è finito, è lì, c'è ancora da fare quello. Aspetta, devo ancora fare questo, devo ancora finire. Così siamo nella Chiesa. Il Signore è ancora al lavoro. Con qualcuno ha iniziato prima, con qualcuno ha iniziato dopo. Ma la differenza tra noi e il mondo è che noi siamo perdonati per grazia. Gesù ha avuto pietà di noi, ci ha introdotti nella strada della santificazione e adesso ci stiamo incamminando. E piano piano colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porta a compimento. Ma questo comandamento, amatevi gli uni gli altri, ci dice che c'è un legame spirituale che è reale e che è dettato solo dal fatto che la salvezza è nel mio cuore ed è nel vostro cuore. E allora ci amiamo perché siamo salvati. Alleluia. E questo ci dice che si crea qualcosa di spirituale profondo che ci spinge spiritualmente a cercare il bene gli uni degli altri. Questo comandamento ci dice che siamo la proprietà particolare di Gesù. Amatevi gli uni gli altri, tra di voi amatevi, perché io ho pagato il prezzo per voi.
Voi siete la mia proprietà particolare, siete il mio premio, siete la mia corona, siete il frutto delle mie sofferenze. Una vecchia versione di Isaia dice così: siamo preziosi per il Signore e come io vi ho amati, amatevi tra di voi, perché io vi ho amati fino alla morte. Per me siete speciali, per me siete preziosi. E quindi quando Gesù comanda amatevi gli uni gli altri, sta dicendo dovete prendervi cura di ciò che è più prezioso per me. Amatevi gli uni gli altri e sia reciproca questa cosa. L'adempimento del comandamento è un adempimento reciproco. Ogni credente si senta chiamato a mettere in pratica il comandamento di Cristo amando reciprocamente. Sto dicendo più volte reciprocamente. Io amo voi, voi amate me. È reciproca la cosa, non è unilaterale, né nell'aspettarsela né nel darla, è reciproca. Amatevi gli uni gli altri. E in questo c'è un piano, c'è un messaggio. Gesù dice: sapranno che siete miei discepoli, sapranno che io ho un popolo, sapranno che io ho riscattato dei peccatori, li ho salvati da questo, se vi amate gli uni gli altri. Per amare bisogna essere una comunità. È così. Stavamo parlando della disciplina nella Chiesa qualche tempo fa. La disciplina nella Chiesa, come le insegna la parola del Signore, impone che chi ha peccato in una condizione di peccato e ha danneggiato la sua testimonianza, la testimonianza della Chiesa, e in definitiva la testimonianza del Signore Gesù, debba essere disciplinato con una sanzione che gli deve far sentire il peso di quello che ha perso. E la sanzione è togliere la comunione con i credenti. Questa è la disciplina. E allora chi è disciplinato gli si chiedeva: devi ascoltare la parola, perché la parola toccherà il tuo cuore e tu troverai luogo a pentimento. Ma devi ascoltare solo la parola, ti è privata la comunione dei credenti. Quindi vieni un po' dopo, ascolti la parola, vai un po' prima e fuori dalla Chiesa. Tu non devi avere più contatto con i credenti e neanche i credenti devono avere più contatto con te. Questa è la disciplina. Ma non ha più senso. Aveva senso nel modello biblico, che noi crediamo sia ancora quello degli Atti degli Apostoli. Aveva senso quando la Chiesa era una comunità, ma non ha più molto senso se non siamo una comunità. Se siamo solo delle persone che vengono in Chiesa e poi se ne vanno a casa e durante tutta la settimana ognuno ha fatto la sua vita, che tu mi metti in disciplina oppure no, a me poco importa, tanto che ho fatto qui niente, posso pure non venire più. E tanto è vero che chi viene disciplinato di solito o cambia chiesa o non viene più in chiesa, non gli pesa più. Il senso della disciplina è un senso glorioso, non è un senso di oppressione. Il disciplinato doveva sentire la mancanza del popolo di Dio. Doveva sentire: io desidero con tutto il cuore stare con i miei fratelli, stringerli, dargli la mano, baciarli, stare alle agapi con loro, lodare il Signore con loro, vivere la comunione con i credenti. Quello è il senso della disciplina. Capite che se non siamo più una comunità, non ha neanche più senso. Uno non lo sente più il senso: adesso mi ha umiliato davanti a tutti. No, il disciplinato doveva sentire che gli mancava qualcosa, gli mancava l'affetto dei fratelli, gli mancava stare coi fratelli, un po' quello che Dio ha disciplinato noi durante il Covid. Quanti di voi mi hanno detto: quanto desidero stare coi fratelli? Quello è il senso della disciplina. Ed è dettato dall'amore. Uno aveva peccato, aveva sbagliato. Non si giustifica il peccato, viene disciplinato, ma l'amore per il popolo di Dio, quel comandamento di Gesù era ancora vivo. Allora quel qualcuno disciplinato dice: io mi devo ravvedere perché mi è stata tolta la gioia di stare col popolo di Dio. Comprendete la bellezza anche della disciplina? Se siamo ubbidienti al comandamento di Gesù, amatevi gli uni gli altri,
cercatevi, stimatevi, incoraggiatevi. Quindi va applicato nella Chiesa reciprocamente, consapevoli della varietà del popolo di Dio, una varietà di età. E forse il Giovanni anziano di questa epistola lo sente molto forte, adesso lo vediamo. A varietà di etnie, di culture. La Chiesa è varia, a Pentecoste. Gente di ogni nazione e tribù si ritrovò ad ascoltare i discepoli che pronunciavano parole alla gloria di Dio. La Chiesa è nata nella varietà e lo stesso nell'amore. E allora Giovanni, che forse da vecchietto ultranovantenne, tra le tante varietà, sentiva forte quella dell'età, forse era un nonno, non lo sappiamo, inizia a fare un elenco di età: figliuoli, padri, giovani, ragazzi, di nuovo padri, cioè gli adulti, e di nuovo giovani. E dice: i giovani fanno parte della Chiesa, gli anziani fanno parte della Chiesa, amiamoci gli uni gli altri, come in una comunità. E dice: giovani, voi siete stati perdonati, siete forti. Gli anziani nella Chiesa amino e incoraggino i giovani. Amen. No, i giovani non devono dire amen. I meno giovani devono dire amen. Dobbiamo amare i nostri giovani. Ma loro sono esuberanti. Ma del resto da chi ci dobbiamo aspettare le proposte, l'entusiasmo, l'iniziativa? Giovani! È da voi che noi dobbiamo aspettare le proposte e le iniziative per servire il Signore. Non devono arrivare sempre dagli anziani. Siete voi nella forza che Giovanni descrive. Giovani, siete forti, avete vinto il maligno. E noi anziani, cosa ho detto? Dobbiamo amarli e incoraggiarli, pur disposti anche a essere meno sulla difensiva. Sbaglieranno, già lo sappiamo, abbiamo sbagliato noi quando erano giovani, sbaglieranno anche loro, ma tante volte per troppa prudenza li bacchettiamo e nella diffidenza non si sentono amati. E i giovani si stanno gonfiando durante questo messaggio oggi. Oh, finalmente uno che ne canta agli anziani che non ci danno mai spazio. Aspettate. Perché la Chiesa è la Chiesa del Signore. E non è una Chiesa che rottama una generazione a beneficio di un'altra. E infatti dice: padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Ancora, padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, noi dobbiamo stimare i più anziani, perché fanno parte del popolo del Signore e hanno conosciuto il Signore prima di noi e forse ne sanno qualcosa di più di noi, perché hanno qualche livido in più, hanno sbagliato come noi, hanno fatto esperienze prima di noi e forse possono essere delle guide per noi. Giovani, dobbiamo amare gli anziani. Ragazzi, bambini, dobbiamo stimare i nostri anziani. Sono le colonne che rendono stabile l'edificio e ci possiamo appoggiare su di loro se siamo amati gli uni gli altri, per una parola di incoraggiamento, per una comprensione. E a volte siamo prevenuti perché sono anziani, hanno altri gusti in termini di moda, in termini di scelte di vacanze o altre cose. Siamo prevenuti perché sono anziani. No, loro sono padri e madri. C'è una gran differenza tra dire di una persona che è anziana o chiamarla padre o madre. Stiamo dicendo lo stesso, che sono più grandi di noi di età, ma stiamo dicendo una cosa di gran lunga differente. Padri, madri, alleluia.
E allora i giovani amano e incoraggiano gli anziani. E tutti noi vediamo nei fratelli persone perdonate. Giovanni dice: perdonati in virtù del suo nome, che hanno vinto il maligno, che hanno conosciuto Dio. Fratelli, soltanto per queste 3 cose voi tutti siete degni di essere amati da me. Siete stati perdonati, avete vinto il maligno e conoscete Dio, e allora siamo fratelli e ci amiamo. Concludo ritornando a Tessalonicesi. Paolo dice che quando Gesù tornerà sarà glorificato nei suoi santi. Non nella gloria delle nuvole, non negli angeli che lo circonderanno, non nella luce splendente, non nel suono della tromba. Quando Gesù tornerà e il malvagio sarà giudicato, Gesù sarà glorificato nei suoi santi, in noi, se ci amiamo gli uni gli altri, se obbediamo al suo comandamento. Il mondo riceve un messaggio forte e sarà attirato a Cristo, non a noi, a Cristo, e scoprirà quanto è grande l'opera di Cristo nel cuore, che rende capace un incallito peccatore di amare altri incalliti peccatori salvati per grazia, che diventano il corpo di Cristo, e il mondo lo vede e glorifica il Signore. Io voglio che Cristo sia glorificato. Quando tornerà il mondo deve glorificare Cristo, e Paolo dice che sarà glorificato nei suoi santi. Eccoli lì, quelli che, diceva il fratello prima nella testimonianza, ho sempre visto della gente che andava gioiosa in chiesa, mi sono sempre chiesto che cosa fanno. Eccolo lì il popolo del Signore, quelli che si amano, quelli che parlano di Cristo nell'amore che hanno gli uni per gli altri. Giovani, anziani, tutti concorrono in una comunità, non ciascuno in una vita fatta a sé e poi ci si ritrova in riunioni. In una comunità amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Da questo sapranno che siete miei discepoli. Chi odia suo fratello è nelle tenebre, ma chi ama suo fratello è ancora nella luce e glorifica il nome del Signore.